Buonasera, ben trovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Puntata importante, come di consueto. Questa sera tratteremo dei temi davvero che sono utili a tutti gli italiani, ma soprattutto anche a quelli, soprattutto a quelli che riguardano il nostro territorio. Parleremo dell'Europa, parleremo di Renzi, cosa ha fatto in questi mesi da quando è Presidente del Consiglio, parleremo dell'immunità parlamentare, delle nuove riforme. Dunque molti temi, tutti scottanti. Poi durante prima di iniziare la trasmissione già i miei ospiti stavano parlando tra di loro di cose importanti, quindi anche divagheremo in qualche altro tema che sicuramente sarà di interesse per i nostri telespettatori. Come di consueto, voi da casa potete telefonare, potete mandare messaggi, insomma potete passare una bella serata con Vittorio Casarin. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Saluto la senatrice Rosanna Filippin del PD, buonasera. Buonasera a tutti. E saluto Flavio Manzolini della Lega. Buonasera, che è tanto che non viene a trovarmi, quindi mi fa piacere. Certo. Saluto Sabrina di Napoli, dell'Italia dei Valori, col punto di domanda. Col punto di domanda, vediamo che succede. Vediamo cosa succede, perché c'è un po' di maretta all'interno del partito, insomma. Certo, obiettivamente, insomma, anche visti gli esiti delle elezioni, ci si sta domandando cosa succederà di questo partito. Certo. Saluto Alessio Morosini di Penza Veneta, lì problemi non ce ne sono, vero? Com'è? All'interno del partito non c'è, del movimento, scusa, del movimento non ce ne sono. E saluto il professor Manocasa, buonasera professore, buonasera, grazie di essere con noi. Prima di iniziare a parlare dell'Europa, che è il tema più di questa trasmissione, è il tema che vi avevo accennato durante la prenotazione per avervi ospiti, e Vittorio Casini mi ha detto: ma parliamo ancora del Mose, Giorgio, visto che ne abbiamo già parlato per 2 puntate. Però prima di iniziare a parlare di Europa, Vittorio, visto che è un profondo conoscitore della regione Veneto, è un profondo conoscitore del Mose, se vuole dire qualcosina possiamo fare una piccola parentesi per quanto riguarda il Mose. No, beh, il Mose è un'opera importante per il Veneto e in particolare per Venezia. Quello che è successo sinceramente non è che ci lasci stupiti, perché l'andazzo che c'era prima o dopo doveva venire fuori qualcosa, perché effettivamente c'è stato un monopolio dei grandi valori di poche imprese, in particolare quella che la Mantovani e le cooperative rosse, e si è creato un sistema che non poteva reggere. Io mi ricordo quando ero presidente, insieme all'assessore Manzolini, che è qui presente stasera, ero anche presidente della società autostrade Venezia-Padova. La battaglia che abbiamo fatto sul famoso GRA, che mi dispiace che poi l'hanno messo nel cassetto, già finanziato e tutto, no? Perché l'avvento dei privati hanno fatto ben altro invece di fare l'opera, ma per difendere ad esempio il nostro tessuto economico locale e dare lavoro alle nostre imprese, riservare perlomeno un 30% del lavoro, è stata una battaglia ardua e ci siamo scontrati coi colossi, quindi non è che mi meraviglio, anzi è giusto che si faccia un po' di pulizia, perché se dobbiamo sempre lavorare in competizioni falsate, ci sono molte imprese che lavorano bene e ci rimettono, e non è giusto. Quindi sembrerebbe che venisse fuori qualcosa che per quanto riguarda l'ospedale di Mestre, Vittorio Casarin. Non solo quello di Mestre, perché le indiscrezioni che ne escono dal Palazzo di Giustizia sembra che ci siano 4 ospedali, tra i quali anche quello di Monselice, qualcuno, quindi c'è Schio, Valdagno, c'è Mestre, c'è Monselice. È un sistema che è giusto che sia stato rotto, è giusto che la gente che ha fatto questi danni paghino, non che patteggiano e poi fra qualche mese si ritrovano a fare la bella vita come prima. Ecco, è giusto che la gente se ha sbagliato, perché noi, diciamo, quelli che hanno cercato di lavorare in modo diverso, cioè nel modo che si dovrebbe, sono stati penalizzati anche politicamente. Rosanna Filippi, a Roma se ne parla di quello che è successo qui nella nostra regione? Beh, certo che se ne parla da 2 punti di vista, cioè se ne parla come porre rimedio, nel senso di adottare degli strumenti che impediscano per il futuro il ripetersi di cose di questo genere. Mi riferisco in particolare a tutta la legislazione sulla corruzione, falso in bilancio, riciclaggio, autoriciclaggio.
è fra l'altro un testo complessivo che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri lunedì. Lo so perché ne faccio parte della Commissione Giustizia del Senato. Noi avevamo il testo in fase di conclusione, di discussione, ma il governo ci ha chiesto di aspettare perché sarebbe appunto arrivato il suo. Quindi strumenti legislativi per fermare o comunque mettere, come dire, dei paletti alla corruzione nel nostro paese, perché non è soltanto della nostra, poi naturalmente della nostra regione, poi naturalmente una riflessione su che cosa è successo a Venezia, su che cosa è successo nel Veneto negli ultimi 20 anni. Poco fa il presidente Casarin ricordava che, almeno stando alle indiscrezioni, alcune voci che stanno girando, ci sono dubbi su vari episodi, vari casi di project che in questa regione invece sono stati messi in piedi. Ha ricordato gli ospedali. Io aggiungo un altro tema che è inevitabile ci si possa domandare cosa sia successo. Mi riferisco alle grandi infrastrutture stradali, mi riferisco per esempio alla Pedemontana Veneta che è in costruzione dalle mie parti, cioè fra Treviso e Vicenza. Abbiamo fatto la puntata la settimana scorsa con i costi a chilometro. Ecco, allora l'ha vista Manzolini? Ecco, allora, se pensi nel ragionamento facciamo poi con il professore, ritorniamo, apriamo questa parentesi dato che l'ho aperta, diciamo il passante di Mestre costa, se non sbaglio perché avevamo anche i calcoli, se mai la regia mi estrapola il filmato la settimana scorsa, 30 milioni, non vorrei sbagliare, 32, a chilometro. 32 professore, ecco, 32 milioni al chilometro quadrato, al chilometro non quadrato, una roba. Comunque, e la Pedemontana 7-8 milioni al chilometro. No. Allora, 29. 29, ecco, ho sbagliato tutto. 29. Premessa una in cosa. In Germania costa da 5 a 7. È vero, è in Germania. 5 a 7. Premessa una cosa, che tutti hanno diritto alla presunzione di innocenza fino a che un giudice non dice l'esatto contrario, cioè che si è colpevoli. Quello che apparentemente emerge dall'inchiesta però è che il sistema era complessivo, cioè c'erano dentro sia alcuni politici che decidevano, ma c'era dentro anche la Guardia di Finanza che doveva verificare, c'era dentro il magistrato che avrebbe dovuto verificare, la Corte dei Conti. Era il sistema. Quando si intende per sistema si intende sia chi decide sia chi dovrebbe vigilare, controllare o reprimere. Allora, chi dovesse essere giudicato colpevole si merita di finire in galera e di restarci anche a lungo, ma da non sono d'accordo. Guardi, eccolo qui, brava la regia. Da politico io mi faccio un'altra domanda: come faccio ad impedire che cose di questo genere si ripetano? La facciamo vedere. Come? Lo sappiamo benissimo come si fa, dopo la lo facciamo diciamo. vedere Morosia ai nostri telespettatori perché l'abbiamo proposta la settimana scorsa e la regia è riuscita a prendere il file. Eccolo qui, il passante di Mestre è lungo 32 km, il costo di 1 miliardo di euro, IVA escluse, di cui 284 milioni sono a carico dello Stato, gli altri saranno recuperati dalla riscossione dei pedaggi. Il costo al chilometro, vedete, 31 milioni di euro, è un po' esagerato mi sembra, visto che non ci sono gallerie, non ci sono. Beh, no. Sì, insomma, no, non ci sono gallerie nel gallerie passante. No, ma ci sono una serie di in trincea, però insomma 31 milioni al chilometro mi sembra un po' morosia, un po' tanti o no? Sì, no, condivido perfettamente. Da incompetente perché non me ne intendo la cosa strana è che in Germania costa da 5 a 7 milioni a chilometro. Ma la cosa ancora più strana è che non c'è project financing, cioè perché le autostrade tedesche sono gratuite. Certo. E allora non ho capito, c'è gente che fa finta di mettere i soldi, perché fa finta di mettere i soldi, e poi per 20 anni trae guadagno, perché non solo si rimborsa quello che non ha messo, ma trae pure guadagno. Non l'ho capita. Sì. Ma c'è ancora qualcosa di più, perché nei 20 anni di concessione che normalmente corrono, nel frattempo la strada si rovina e allora si prolungherà
e la concessione per altri 10 o 20 anni a ciò che la cosa consente il rimborso di quella strada fatta male che nel frattempo si è rovinata. Adesso hanno modificato un po' la legislazione, nel senso che l'ANAS ti mette in conto anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il guaio è che il pedaggio di questo passante è esattamente il doppio di un'autostrada normale, Sì. perché quei costi lievitati così, noi, uno che viene dal Dolo, te lo dico, guarda, dal Dolo al casello di Padova Est, che sono 14-15 km, paga 2,80 €. Se tu vai da Padova a Monselice, che sono 17 km, paghi 1,20 €. Sì, perché questa è la Vincere realtà. avevano fatto per anni sono anche mostruosi gli aumenti. Vittorio che ci sono Casarini, lì stati era rispetto successo al che avevano passato. fatto qualcuno un giochetto, Oggi viaggiare in prendevano autostrada l'autostrada, costa quanto il No, carburante? no, ma parlo del Sì, Dolo, sì, sì. Quanto è non carburante? ti parlo l'hanno unificata. del tratto Dolo Mestre, che andando è a pagamento, cioè No, se, sì, cioè, se tu essi a Padova, alla barriera, paghi un altro Sì, euro però, e 20, però una volta, che diciamo, i giornalieri, quelli che lavoravano è ancora- qui, è uscivano ancora a in atto. Vetrego, spendevano €1 e poi rientravano, perché da lì in poi non no, pagavano no, nulla. ma ti dico, uno che esce al Dolo per non pagare la tangenziale di Mestre, perché la tangenziale dal Dolo a uscire alla barriera sono 1,20 €. Quindi senza quell'1,20 € da Dolo a Padova Est sono 2,80 Sì, €. ma l'hanno aumentato perché prima era €1 solo, è tutto giusto, era però un prima era €1 solo. escamotage che Era uno escamotage che prevalentemente facevano i giornalieri per risparmiare soldi. No? I giornalieri Allora, e i tassisti. e i tassisti che uscivano facevano a il servizio a Vetrego, che è Marco al Dolo Polo. praticamente, spendevano €1, poi prendevano la tangenziale di Mestre e non pagavano nulla. Allora quelli dell'autostrada hanno detto: perché fanno questo giochetto qui? No, Sì, non è così. Non è così, è così. Te lo dico perché il sistema per far pagare tutti era, e che l'avevamo proposto prima che io uscissi, era quello di dare un ticket, cioè una carta a tutti i residenti della zona del Dolo, e venivano esclusi e pagavano tutti. Sì, Adesso il giochetto lo continuano a fare e l'autostrada cioè non incassa circa 15-16 milioni di euro. Vittorio si sbaglia, non lo possono fare più perché hanno portato €2,80, non lo possono fare più. Sicuro? Prima, sì, Sì, Vittorio, ma da adesso- si sta sbagliando un po', dico. No, da Si poco, spende- sì, da poco Sì? hanno da poco fanno si più. spendeva €1 fino a Scusa, ieri. allora non sono aggiornato. Diciamo, fino a un anno scusa. fa c'erano i furbetti, tra virgolette. Adesso le autostrade hanno detto basta, dobbiamo finirla, e hanno aumentato in maniera sproporzionata, ha ragione Vittorio Casarini, e pagano tutti in maniera un po' esagerata. Prego Manzolini. Ma rimanevo un po' sulle parole della senatrice Filippin, che l'ha chiamato sistema. Ma se stiamo a chi ha coniato questo termine, che è Roberto Saviano in Gomorra, e per sistema intende il malaffare, come veniva chiamato, tanto per coprire, perché coinvolgeva un po' tutto, cosa che ci fa capire? Ci fa capire che abbiamo in un certo modo esportato al nord una cultura che non era, cioè non siamo riusciti a creare quello sviluppo che volevamo fare, investendo per anni e anni nel Mezzogiorno, e abbiamo al contrario giocato, perché quando noi vediamo e sentiamo parlare di camorra al nord, sentiamo parlare di 'ndrangheta nei grandi appalti, e poi queste cose le copriamo con una parola che si chiama sistema, fa pensare a una cultura italiana, a una cultura che ci porta ad essere penalizzati. Cortina perde i mondiali di sci per queste cosette qua, ci rendiamo inaffidabili nel mondo internazionale, perché ci rendiamo inaffidabili, perdiamo quella credibilità. Non è perdere una partita di calcio con l'Uruguay, è quando noi andiamo, perché perdere o vincere, queste sono occasioni per far conoscere la cultura e la sensibilità di un popolo. Noi purtroppo in questo momento siamo ridicolizzati. Io ho ancora in mente quella partita di Ciro Carognone. La questione dell'Expo, ad esempio, è stata... La questione dell'Expo, io mi auguro che si possa fare, perché sono delle grandi opportunità, però evidentemente se
se noi su queste cose ci lucriamo, possiamo pensare che abbiamo credibilità sul mondo internazionale, ma diventa anche quando Renzi dice non facciamo progetti europei, e non facciamo progetti europei, ma proprio per questo motivo, perché c'è una cultura nel fare un certo tipo di progetto fatto in una certa maniera, che con l'Europa questo giochetto non lo puoi fare. Certo, non Morosino spendiamo i questo- fondi sì. europei. Napoli, cosa- prego Morosino. No, ma questo Io prevalentemente. credo che Poi il vizio... siamo andati fuori del tema, No, ma però- per- brevissimamente... il tema era, Certo, è legato alla parola all'Europa. sistema, che è, Certo. è una parola che copre Il vizio- una cultura. Il vizio credo questo che sia... vedete è l'Expo, credo è l'Expo, sono immagini dell'Expo. Il Prego. vizio, secondo me, trova la sua genesi nella scelta di uno strumento, il project financing, che è praticamente lasciare ai privati di anticipare i costi per poi lucrare, per recuperare i costi anticipati e fare guadagni che se fossero valutati in termini di usura troverebbero probabilmente la galera per quasi tutti quelli che li hanno praticati, perché è una forma di prestito di denaro che viene poi ripagata con evidentemente dei compensi che, se fossero prestiti bancari, si chiamano usura, per la quale è prevista la galera. Allora, qui bisogna stare molto prudenti, intanto perché questo sistema era pressoché sconosciuto e pochi ne avevano una capacità di delimitarne i profili contrattuali. Era inesplorato, è stato accolto, poi è stato accolto universalmente. Io ricordo che anche a Padova qualcuno, mi pare il sindaco, ex sindaco Zanonato, ipotizzava di ricorrere al project financing per il nuovo ospedale, che fortunatamente è stato archiviato per qualcuno ci ha visto fortunatamente prima. Diciamo che questo è uno strumento che non si doveva utilizzare o utilizzare con maggior responsabilità, sapendo quali sarebbero stati i costi che andavamo a pagare, perché l'abbiamo pagato, come ha visto nel passante, lei ha fornito una scheda chiarissima, per una quota prevalente a carico dell'ente pubblico sostanzialmente. Questo è la realtà. No, abbiamo 248 miliardi dell'ente pubblico Stato. E il resto ai privati, ma i privati su quella fetta là hanno recuperato una cifra. Guarda che i privati mettono l'anticipazione sull'equity e basta, che è un 10-15% quando è tanto. Io mi riferivo alla resto scheda... vanno a ricorrere al prestito bancario e fanno gli ammortamenti certo, in base ai pedaggi. Bravo, Casè. E quindi a maggior ragione è la non mettono dimostrazione che è un'operazione bancaria, Appunto, non è un'operazione imprenditoriale dove uno ci mette il rischio di impresa. Uno che fa l'imprenditore, sappiamo, mette sul tavolo il rischio, fa una scelta, investe su quella scelta e poi, se non ha visto bene, non ha organizzato bene la sua iniziativa, può anche subire un danno. È il rischio di impresa. L'imprenditore è così perché assume un rischio. Questi non assumevano nessun rischio, perché a priori avevano la valutazione contrattuale di quelli che erano i costi e ricorrevano addirittura al credito bancario, facendoci la cresta su... Alessio Morosino del telefono, perché è interessato, poi vengono di Napoli. Aspetta, scusa un attimo. Io prima avevo obiettato sul concetto innocente fino a condanna definitiva, no? Fino a che un giudice non dice il contrario, cioè che è colpevole. Cioè, fino a condanna definitiva. Quindi condanna definitiva. Ecco, questa è una forma di scorrettezza e di cattiva concezione di quello che è il diritto. E allora mi rifaccio a quello che era Venezia all'epoca dei Dogi, dove la responsabilità di chi aveva il potere determinava, se fosse successo qualcosa, lui era comunque responsabile. Il Doge era responsabile, il Doge aveva pochissimi poteri, ma aveva tutta la responsabilità di quella che era l'organizzazione della Repubblica, e se qualcuno sbagliava e lui non aveva controllato, era comunque condannato. Questa è la Quindi differenza, la responsabilità del perché se no Presidente della dice, Giunta, allora. qualcuno Veneta. dice io ero distratto, la mia segretaria si è portata via il portafoglio. No, Appunto. signor, sei tu responsabile. Che poi tu sei disattento è un altro paio di maniche, ma sei responsabile perché sei in quel posto là.
perché una delle tue mansioni è quella dell'attenzione, ma non deve essere un altro a stare attento. E peraltro nella Repubblica Veneta c'erano i cosiddetti ciamadi, cioè quelli che venivano convocati per controllare. Sapete quanto duravano? 3 mesi, perché al terzo mese li consideravano ormai corruttibili e quindi ne spostavano questa capacità di bloccare, e avevano una capacità totale, cioè qualsiasi verdetto non c'era nessun giudice che potesse giudicare al di fuori di loro. Però il tempo era tiranno e quindi loro dovevano immediatamente intervenire, se no pagavano di persona. Allora questo è il diritto, ma se incominciamo a dire fino al terzo giudizio, sapendo che il giudizio in Italia dura 20 anni, e allora non andiamo da nessuna parte. Uno vuol fare il presidente della banca o vuol fare il presidente della regione o della Repubblica piuttosto che il sindaco, benissimo, lui è responsabile in prima persona anche degli errori degli altri, però, e se no va fuori. Se mi consente, questo è un concetto politico, perché se no mi mettono giù il telefono poi. Sì, no, io vorrei sapere. Sì, no, posso le telefonate, sì. Altrimenti la gente sta interessando, ovviamente interessante. Ne passiamo, Nicola, un paio solo perché il tema è importante, perché la gente freme e vuole intervenire. Sentiamo che abbiamo in linea, se non hanno messo giù la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Luigi da Padova, buonasera anche agli ospiti. Non ho capito il suo nome, mi scusi. Luigi da Padova, prego signor Luigi. E io in questa Repubblica delle banane mi ci trovo molto male, però osservo una cosa da cittadino bananifero, perché nei confronti dei mafiosi, una volta che è stato appurato che sono mafiosi, viene fatta la requisizione dei beni, vengono messi in carcere, gli danno il 41 bis, mentre noi abbiamo una pletora di parlamentari, di sottopanza e compagnia bella, che depredano questo paese di miliardi, non di figurine. Il paese viene depredato di miliardi di euro, no? Abbiamo milioni di persone che fanno fatica a trovare da mangiare, no? E questi fanno una bella vita, non gli viene requisito niente, faranno un po' di arresti domiciliari e ogni salmo finisce in gloria, ma è ora di finirla. Lì c'è anche un onorevole, è ora di finirla. Noi siamo stufi di essere ritenuti cittadini di una Repubblica delle banane. Certo. Noi vorremmo essere cittadini elevati al rango di cittadini e non bananieri. Grazie Luigi, grazie telefonata, poi morosire la risposta. Sentiamo l'altra, poi le sospendiamo. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io abito a Bovolone, in provincia di Verona, mi chiamo Lino Pason. Prego signor Lino. E senta una cosa, le dico così, mi sembra che questi grandi politici che sono presenti hanno già fatto sia consiglieri regionali, provinciali, presidenti provinciali e di comuni e di sindacalismo. Io vorrei dire che si fa una filosofia, si guarda a volte fare una filosofia di quello che è la politica, ma bisogna anche guardare noi veneti come amministriamo e come vogliamo amministrare. E vi spiego un attimino come amministra la regione. Amministra la regione, i treni che sono su vuoti, si spende un sacco di soldi. Le province che ci sono, i segretari comunali, va bene che non dico tutti, generalizzare è sempre difficile, ma parliamo di tutta Italia, saranno 15.000, va bene, 15.000 si presentano alle 11 della mattina e vogliono anche straordinari. Le dico così, aspetta che dico, qui si parla di autostrade, parliamo degli uffici delle entrate, va bene, dopo si parla di mafiosi che sono nel sud Italia, che sono a Roma, che sono a Milano, i mafiosi sono dentro negli uffici pubblici, ha capito? Negli uffici pubblici, e io le spiego personalmente, le posso dire, va bene, il presidente dell'ufficio delle entrate, mi prendo la responsabilità che ho avuto ieri e le ho detto che è un ladro, va bene, l'ufficio delle entrate ha passato l'IVA di mia moglie che è defunta, che aveva il figlio da 12 anni e mezzo, l'hanno passato da un'altra azienda inesistente come confronto. Più mafia di questa non esiste.
Le spiego, ho fatto una sanatoria sulla aspetti, perché non ho capito, avete capito voi? Come vuol dire la No, politica, porti pazienza, mi dico io com'è la macchina di questa gente che sono sì, vabbè, però Livio abbiamo altre telefonate. Perfetto, la ringrazio, la devo abbassare. Abbiamo capito il problema che è il nostro telespettatore, però se ascoltiamo tutti così davvero non passo più il telefonato, deve essere più concisi e fare domande ai nostri ospiti. Sabrina di Napoli, prego. Beh, ci sono tanti spunti su cui intervenire. Uno, quando il professor Casen diceva sì, c'è la responsabilità della sorveglianza, è una responsabilità differente rispetto alla responsabilità penale, che è sempre personale. Credo che la responsabilità della sorveglianza in una società civile ce la dovremmo avere tutti, ed era sintomatico che nei giorni di uscita della questione del Mose fu pubblicato un articolo su un quotidiano locale in cui si diceva che erano piovute tutta una serie di segnalazioni, però anonime, degli esposti fatti al magistrato dicendo indagate anche qui, indagate anche lì. E giustamente il magistrato fa un appello e dice: nel momento in cui c'è una denuncia, la denuncia non deve essere anonima. Nel momento in cui noi siamo responsabili di una situazione di illegalità, abbiamo questa abitudine, ci voltiamo dall'altra parte. In alcuni casi non ci rendiamo nemmeno conto di quello a cui stiamo assistendo. Anche perché la legge però non tutela molto uno che denuncia. L'altra cosa quindi questa è una cosa molto importante che riguarda l'etica e la morale, che è una questione sicuramente aperta nella nostra società, perché poi che cosa provoca? Provoca la disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, e noi sappiamo che se c'è un così alto grado di astensione è anche questo. Mentre nel 92 con Mani Pulite la gente si indignava, oggi la gente è quasi assuefatta a un andazzo e non crede più nella politica. Allora la responsabilità è del sorvegliante, ma è anche di ciascuno di noi. Sul project financing ricordiamoci una cosa. Nella politica però le interrompo, se uno va a fare le amministrative locali, votare il sindaco vanno in tanti, Ma non cioè, direi, guardi che nel caso di Padova 70% mica pochi, insomma. Nel caso di Padova 70%, è 71. stato raggiunto il secondo turno, guardi il secondo turno di astensione, c'è stato il livello più elevato di... Certo. 61% sono andati a votare al ballottaggio. Sicuramente non sono pochi. abbiamo fatto un'analisi del voto una settimana fa in un centro studi ed è proprio questo il dato che è emerso. Parla sul ballottaggio, sulle prime sono andati il 70%, insomma. Parlo del ballottaggio. Il ballottaggio è il momento in cui poi il cittadino decide quale sindaco vuole. Se io non vado a dare la mia preferenza, comunque queste sono cose a parte. Diciamo che una delle conseguenze è questo. Sul project financing c'è anche un altro problema. Era uscito l'anno scorso uno studio sulla corruzione dell'Osservatorio di Venezia, e l'elemento del project financing disturba o in qualche modo rende molto difficile anche l'indagine ai magistrati, perché nel momento in cui si innesta questo meccanismo, le procedure previste di trasparenza per le gare pubbliche, noi abbiamo tutto il testo unico che riguarda le gare, che sarà bene cambiare perché la complicazione fatta... Allora poi che cosa succede? Un'altra grande opera che costa molto di più rispetto alle opere che si fanno in Europa sono le famose TAV, no? Allora, quelli che poi non vogliono la TAV, che dicono che si potrebbero fare le cose in maniera diversa, eccetera, vengono sempre definiti degli estremisti, però poi nei fatti, quando andiamo a vedere i costi e quando andiamo a vedere in determinate situazioni anche quali sono le coalizioni che reggono queste proposte, ci si chiede: ma allora l'opera, la grande opera, è necessaria perché è un elemento che deve servire a migliorare la vita dei cittadini,
Oppure è un'opera per che guadagnare serve. più. Vittorio esatto. Caseria, allora da politico da tanti anni, le grandi opere servono per guadagnare di più, l'abbiamo fatto un titolo un paio di puntate fa, più opere più guadagno, più o meno era quello il Ma titolo. non dovrebbe essere così, Però- perché però- Non deve essere così. se vogliamo uscire da una situazione diciamo, ed essere inseriti nel contesto europeo a pieno titolo, no, per rilanciare la nostra economia, se non abbiamo le grandi arterie sia di comunicazione ferroviaria sia di comunicazione stradale, è ovvio che Se saremo guardiamo sempre Vittorio Caseria, handicappati. Salerno-Reggio Calabria, ne parlavamo, ritorno Appunto. e ripeto quello che abbiamo Ma detto non, è nelle il puntate problema, precedenti. ma non è il problema l'opera, il problema è fondamentale, che diceva la signora di Napoli, no? È quello della morale e dell'etica. Noi dobbiamo recuperarlo, ma non solo nei politici, anche nel singolo cittadino. Perché ad esempio io, quando sono stato presidente della provincia, abbiamo fatto un concorso sui come si chiamano, uffici di collocamento. Abbiamo fatto una selezione, una preparazione, eccetera, trasparente. Uno mi viene a contestare un giorno in una riunione a Cittadella e ha detto: avete barato, avete scelto delle persone che sono affiliate, eccetera. Non passa 15 giorni che è venuto a casa mia per poter appoggiare sua figlia su un altro concorso. E allora dico, è il sistema, è la mentalità che non va bene, perché noi, se non recuperiamo dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, una integrità che parte dal basso, io non so come si deve fare, ma si deve fare una rivoluzione in questo, partendo dalla scuola, partendo da tutti i livelli, no? E allora avremo una classe politica anche diversa. Perché gli avvocati insegnano che si va di solito per cercare di evadere la legge nel momento in cui viene fatta, insomma, la maggior parte però, va, dai. Però è anche Manzolini, vero che posso? non possiamo... Manzolini, Scusi, solo una cosa, fermo. però visto che mi ha citato nella discussione, è vero che io dico che ci vuole un'etica, attenzione però, perché non vorrei che questo discorso diventasse un elemento in cui si giustifica poi il politico e si responsabilizza soltanto la persona, perché purtroppo l'andazzo è Manzolini poi veramente una cosa devastante. Manzolini, poi vengono amorosi, prego. Però non è detto che tutti i politici Esatto. e tutti gli amministratori siano dei delinquenti. Certo. C'è della brava gente, bello, e che c'è questo andamento che si sta diffondendo, no? Nel momento in cui uno assume un ruolo ha quasi l'immunità, non puoi più toccarlo. C'è qualcosa che non funziona, non è solo l'andamento. Allora, giustamente ha parlato di Tangentopoli la signora di Napoli. C'è stata un'indignazione forte quando è venuto fuori Tangentopoli. Ma cosa è successo dopo? Che è continuato e non è più Tangentopoli, ma è diventato sistema. È diventato un punto di cultura questo. Questa è la gravità che stiamo vivendo e che ci ha abituato. Se ascoltiamo le diciamo, dichiarazioni che sono state fatte dalla segretaria di Galan, ci sentivamo degli intoccabili. Ci sentivamo degli intoccabili. Questo è e se si respirava un certo tipo di pensiero, non c'era opposizione a questa cosa. Ci siamo abituati al sistema, ecco perché mi permettevo di dire che non siamo riusciti a sviluppare una mentalità del paese, ma lo abbiamo fatto arretrare su un'altra situazione che era endemica da una parte. E questo è il grave dove oggi noi continuiamo ad operare. E purtroppo queste cose cosa fanno? Ci hanno dato un'abitudine che corrisponde anche a una fama internazionale di inaffidabilità che abbiamo. Ma ce l'abbiamo su tutti, siamo inaffidabili, vado un attimo fuori tema, ma per dire siamo inaffidabili nei soccorsi che andiamo a fare, perché sono soccorsi o è connivenza con il crimine organizzato tutta questa gestione dei trasporti che viene fatta, perché sappiamo da dove partono, come partono, quanti ne muoiono prima di attraversare e che continuano. Non siamo capaci di portare a casa 2 marò. Ci indigniamo della partita di calcio con la connivenza dei mezzi di comunicazione e dico adesso parlano dello Stato del Brasile, ma dovevamo parlare dei problemi che abbiamo
nelle operazioni di soccorso dove siamo abbandonati. Dovevamo parlare, e sarebbe stato giusto che la nostra nazionale lì avesse le fotografie dei nostri marò e rivendicassimo quello che è un'operazione, perché dobbiamo parlare d'Europa, ma l'Europa non c'è per noi, l'Europa non c'è. I casi sono due: o siamo inaffidabili per l'Europa e ci tengono perché in qualche modo devono sostenere un sistema che è diventato un altro tipo di sistema, perché queste sono le domande che oggi ci dobbiamo porre. Se parliamo di Europa, cosa contiamo nell'Europa? Morosi. Perché dovrebbe essere il punto di partenza. Cosa contiamo nell'Europa se non siamo capaci di gestire quelle che sono le nostre problematiche? Facciamo noi i compiti prima. Morosi. Ma io volevo fare due considerazioni sulla questione della innocenza o non colpevolezza, come dice la nostra Costituzione, fino a condanna definitiva. Il professore faceva capire che questo aspetto, a suo parere, fosse anche troppo garantista. Io credo che invece sia giusto conservarlo così. No, completo, professore, così sì, dopo sì, mi risponde meglio. E anche perché addirittura la Carta Europea dei diritti dell'uomo prevede la presunzione di innocenza, non di non colpevolezza, fino a che non c'è la prova della responsabilità. Il problema non è l'uno o l'altro principio, a mio parere. Il problema è la rapidità della giustizia, perché se noi abbiamo una pronuncia giudiziale in tempi convenientemente brevi, il famoso giusto processo, io sono stato uno dei pochi che inorridiva quando ho sentito dire che bisogna avere il giusto processo. Allora, caspita, mi sono chiesto, ma fino ad oggi che processo abbiamo vissuto? Come si può pensare di qualificare il processo come giusto? Deve essere ontologicamente giusto per sua essenza, per sua definizione. E invece nella Costituzione ineffabilmente, con grandi sapienti giuristi, abbiamo inserito il giusto processo. E tutti hanno detto finalmente abbiamo il giusto processo. Io mi vergogno che si sia sentita la necessità di avere in Costituzione il giusto processo. Come trovo, per fare un esempio banale, la stupidità, o meglio la prova di quello che è l'italiano medio, che nei cartelli da noi è scritto è severamente vietato. L'avverbio. O è vietato o non è vietato. Se è severamente vuol dire che uno può farlo perché è più furbo di me, per lui dice per me non è severamente, è solo vietato, per te è severamente. Senta, Morosi, allora questo è il senso, questa è educazione civica, dottor Morile, questa è educazione civica. Per arrivare, concludo, per arrivare al ragionamento sulla responsabilità da sorveglianza, che detta in latino sarebbe la culpa in vigilando, che è colpa politica. In Corea, nella Corea del Sud, si è dimesso un ministro, il presidente del Consiglio, perché si è rovesciato un barcone con 300 persone. Eppure che colpa avevano direttamente? Nessuna, ma l'etica della responsabilità ha indotto queste persone a dimettersi. Da noi succedono gli scandali, tutti vanno indietro, certo. Anzi ognuno è più bravo dell'altro. Volevo fare una domanda in merito a lei, dato che lei è un avvocato, oggi si legge sui giornali, è cronaca di oggi, la Franzoni è agli arresti domiciliari. Apro questa parentesi perché le dico, è stata condannata a 30 anni, poi è stata ridotta a 16, adesso dopo 6 anni viene fuori. Qui in Italia si può... Non mi faccia dire, in Italia è consentito tutto, io sono un garantista, però obiettivamente non vorrei giudicare del caso singolo, dico semplicemente che bisogna cambiare il sistema, nel senso che l'Italia è irriformabile. Per riformare l'Italia, e non voglio essere banale in questo, anzi sono molto severo con me stesso, dico che veramente non è un atto di egoismo, è un atto di generosità anche verso l'Italia, fare l'indipendenza del Veneto, che se facciamo l'indipendenza l'Italia è costretta per ragioni di denaro, di soldi, a rimettersi su una scia diversa. Quindi non c'è la semplificazione di leggi. Io aborrisco quando ho visto un ministro della Repubblica bruciare un centinaio di scatoloni vuoti dicendo abbiamo semplificato. Cosa hai semplificato? Sa cosa dico io? Qualcuno si stupirà e non voglio essere un'altra volta superficiale e chiudo. Per risolvere il problema non c'è nulla da semplificare, bisogna applicare solo 2 regole. Nella pubblica amministrazione, eliminare tutto, ma dico tutto, tutte le norme, sembra una follia, ma è la cosa migliore quando c'è il ginepraio, eliminare tutto e mettere solo 2 criteri, uno della responsabilità,
vuol dire se commetti un illecito e basta il codice penale vai in galera, ma ci vai veramente? Non con la sospensione condizionale, io sono contrario, magari 10 giorni fanno bene, ma no, niente sospensione condizionale. Se non c'è il risultato, quindi sei incompetente, vai a casa, quindi o in prigione o a casa. Basterebbero questi due criteri. Col metodo che abbiamo noi in Veneto, per emulazione delle cose migliori, tutti gli altri si adeguerebbero a quello che riesce a meglio organizzare. Sembra una banalità, non lo è. La Filippi vedevo che voleva intervenire su questo. Chiama la battuta. Il caso Mose dimostra proprio che non è che il Veneto eccella sia al primo posto per condizioni migliori del resto dell'Italia. Allora, grazie a leggi italiane, Filippini. Ma cosa grazie al consorzio concessionario unico, bisogna dirla sta cosa qua. Ma gli autori del Mose, cioè i protagonisti del Mose, scusa se ti interrompo, ti chiedo scusa, e poi perché la comunicazione dice Galan il Doge del Veneto? Dica che era ministro della Repubblica Italiana, dica che le tangenti sono andate al generale Spaziante che è a Roma, dica che Mazza Turati aveva l'ufficio a Roma che gli costava 5.000 euro al mese per dare tangenti. A Roma c'è il cancro, questa è la realtà. Ovviamente i veneti sciocchi, deboli e che non hanno, mi permetta chiedo scusa Filippin perché mi infermo. Ma come si vi racconto un aneddoto. A Roma? Dopo me ne taccio per due. Mose di Venezia. Scusa, me ne taccio per 2 giri dopo, dottore. Le racconto. No, chiedo scusa Filippi, anche te. No, chiedo scusa. È una follia. Non ci assumiamo neanche la responsabilità delle nostre azioni. Allora vi racconto un aneddoto che ho vissuto e Casalini era testimone perché era con me consigliere regionale. Mi sono trovato, io sono stato consigliere regionale dal 95 al 2000. Mi trovo nel 96 a vedere, c'erano un pacco di domine così, avevo un foglio, e io, dico sciocco, mi stavo guardando tutti i curriculum, o i curricula, come si dice più correttamente, di vari candidati, 110 lode, gente che aveva fatto master all'estero. E come un fesso, perché io arrivavo puntuale, questo mi vanto, lui lo sa, ero uno dei primi, se la seduta è alle 9, io alle 9 ero là, seduto da solo. Vabbè. E mi guardavo tutti. Arriva un giorno, non dico per pudore, perché il rispetto umano ce l'ho nei confronti di tutti, persone che sono anche coinvolte, e mi dice sorridendo: Morosini, ma cosa stai perdendo tempo? Dice: guarda, io ho sto elenco qua di persone da nominare, mi fa vedere un foglio. Se tu ne hai 2 o 3, me le dai? E così io voto le tue, io mi sono sentito gelare dentro. Ho detto: ma sono così scemo? Non penso, perché viva Dio. No. Allora, sa che cosa ho pensato? Dicevo la risposta. Ho pensato, ho studiato la cosa, ci ho sofferto anche per un po' di tempo. E l'unica idea che mi è venuta, e sono convinto che ancora oggi sarebbe valida, e se fosse stata votata e applicata non avremmo gli scandali, era quella, sa quale, dottor Borile? Di rendere non rinnovabile la candidatura. Cioè, quando tu entri o in regione o in Parlamento, sai che ogni giorno che passa è un giorno a scadenza. Se tu non vieni rieletto, che interesse hai a nominare Tizio o Caio alla Save piuttosto che all'università, piuttosto che le autostrade, piuttosto che altri enti dove c'era solo per partecipare a 3 consigli di amministrazione? C'è che rovescia la medaglia, uno può dire lo voto, chi se ne frega. Ma no, ma non è così, scegli la qualità, questo è l'errore. Sa cosa ha fatto? Quella proposta di legge non l'hanno firmata neanche i miei, cosa vuole che ne dica? Rossana Filippi. Allora, ripeto, stavamo parlando del Mose, cioè di un sistema veneto di corruzione che riguardava tutti, dai politici ai magistrati, ai controllori, alla Guardia di Finanza, eccetera. Allora, restiamo sul pezzo. Io sono una che ha sempre detto che alla cosiddetta superiorità morale della sinistra non ha mai creduto. Cioè, non è che per il fatto di essere da una parte sei più puro dell'altra, ma adesso finiamola anche di dire che per il solo fatto di essere nati in provincia di Vicenza, come me, si è più puri di qualcuno che è nato da qualche altra parte. Detto questo, ci concentriamo sul problema? Il problema è il sistema di corruzione che abbiamo purtroppo verificato essere presente anche qua. Io sono molto più interessata a capire e a mettere in atto gli strumenti per evitare che cose di questo genere si ripetano, al netto della punizione nelle forme stabilite dalla legge di chi si è reso colpevole. Questo per me è l'imperativo, a cominciare da una cosa semplice. Io ho fatto per 5 anni l'assessore all'urbanistica in un comune di 45.000 abitanti. La mia dichiarazione patrimoniale è pubblica sul sito, quindi chiunque può vedere se
dal mio incarico pubblico ho guadagnato qualcosa o no, ma di sicuro ho visto una cosa: quanto è complicato il sistema. In questo do ragione a Morosì, c'è un sistema legislativo di provenienza nazionale, ma anche regionale, che è bizantino, assurdo, complicato. Allora, se vogliamo cambiare questo paese insieme alla punizione dei corrotti, dobbiamo semplificare le regole, perché così come sono fonte di corruzione. Scusami, Morosì ha messo in evidenza una cosa. Il sistema Mose, quello che ne è derivato nel Mose, è perché c'erano delle condizioni che favorivano anche questo, perché l'affidamento diretto di 5 miliardi non le ha nessuno. Esatto. Ma come si fa a fare una società mista pubblica, va bene, dove c'è il pubblico e il privato, e vado in affidamento diretto al privato che faccia le opere? È ovvio che è venuta fuori. 10.000 sono le miliardi condizioni che hanno favorito. Poi il malavitoso ne ha sguazzato, ma questa è di Napoli. Allora si cambia le regole, però si elimina l'affidamento diretto, si elimina tutto il resto. Questo sto dicendo. Poi vado di Napoli. Allora, scusate, ma non si elimina l'affidamento diretto. L'affidamento diretto non esiste, ma non esiste. Ma scusate, ma io se prendo la mia... No, ma professore, lo interrompo, guardi che esiste ancora nel campo dei rifiuti. Noi abbiamo tutte le società pubbliche che si sono... La Regione le ha dato l'opportunità di allungare, ad esempio, la gestione per 20 anni. Ultimamente, l'anno scorso, con una legge regionale. Un attimo, mi scusi, di Napoli, stia calma, che parla anche lei, non si preoccupi. Se a una persona... Ha parlato prima più di tutti di Napoli, se a una persona gli do la chiave della cassaforte, è chiaro, e non controllo, è chiaro che crea un ladro. Ma la colpa è di chi gestisce queste cose, chi dà la possibilità a uno di poter avere accesso illimitato e senza nessun controllo della cassaforte. Ma mi pare talmente palese. Ma io volevo tornare un attimo prima al discorso, che non è il delinquente comune, il politico che fa queste cose, è uno che ha una responsabilità e ha il dolo. È come un medico che, come è successo a Milano, faceva delle operazioni inesistenti pur di prendere soldi. Certo. Non è uno che ruba perché ha fame o perché è un delinquente, questo ha anche un valore aggiunto, cioè ha una responsabilità e approfitta di questa posizione per nuocere, e questo è ancora più grave. Per questo dicevo che bisogna rivedere, né più né meno come i processi di mafia. Sono dei processi fatti in una certa maniera perché quello è particolarmente pericoloso. Il politico che si muove in questa maniera e ha il potere deve rispondere di quello. Il politico, il responsabile, deve essere lui che controlla, perché se no viene lui accusato. E se raccontiamo, torniamo sempre alla storia di Venezia, la storia dei Foscari, no? È un doge che si è dimenticato di controllare, che gliel'ha fatta passare di tutti i colori. Abbiamo dei doge addirittura che gli hanno tagliato la testa perché non erano affidabili, non perché rubavano, ma non erano affidabili nel loro comportamento e spostavano la politica in una determinata maniera e quindi andavano contro quello che era il bene comune. E questa è la sostanza, ma non è solo etica, bisogna che creiamo delle leggi che siano particolarmente appropriate per questo tipo di funzione, perché la legge deve essere un deterrente, non deve essere utilizzata per condannare, deve essere un deterrente in maniera tale che uno sa, io controllo perché io sono responsabile comunque e devo dimostrare che comunque ho fatto il controllo e mi è sfuggito qualcosa. Ma io sono in prima persona responsabile, è troppo semplice dire fino a condanna definitiva. No, sono responsabile come io in azienda. Se il mio dipendente sbaglia, sbaglio io.
Non sbaglia, il dipendente sbaglia, poi si prende la sua responsabilità, ma verso terzi non vado in cerca. Se alla Fiat fanno le macchine sbagliate, non è l'operaio che gira, e se sbaglia a girare i bulloni, è responsabile comunque la Fiat. Cioè, e questo invece nella politica non esiste, questo tipo che non la chiamerei etica, responsabilità diretta di quello che è la mia funzione direttiva. E quindi io vengo cacciato subito, sono già condannato, salvo che io non riesca a dimostrare il contrario. Io sono stato assolutamente attento, ho controllato tutto, ma non può venire a dire che la segretaria mi ha fregato, perché vuol dire che non c'era nessuna capacità di controllo. O lo era o lo faceva. Certo, di Napoli, come tutti, professore, i cassieri dei partiti portavano via i soldi e il segretario non sapeva mai chi era poi. Questo è il problema, certo. Perché se no andiamo avanti a fare dei processi che non finiscono mai. C'è il responsabile e lui è responsabile per la responsabilità che ha e poi per quello che ha fatto. Certo, di Napoli. No, mi verrebbe da chiedere, poi dico quello che voglio dire, ma... ad esempio, allora Zaia, in quanto presidente della giunta, ha incaricato Chisso e di conseguenza è responsabile politicamente del fatto che Chisso oggi sia inquisito e di conseguenza deve dimettersi. Questo intende? Guarda, ci sono delle dichiarazioni importanti fatte dalla segretaria che dice con Zaia le cose sono cambiate. Queste sono dichiarazioni importanti che sono state fatte ai giudici. Diciamo, se una persona però Mazzolini ha fatto una domanda al professore, esatto. Ha semplicemente tradotto nei fatti ciò che hai toccato la sensibilità leghista. Filippini, stai prudente, diciamo che il sindaco di Venezia non ha... Fatemi rispondere il professore. Allora, la risposta è molto semplice, l'ha già dato Morosini. C'è un ministro in Corea che si è dimesso per una cosa che non ha fatto. Ecco. Porca miseria, allora riusciamo a dire incontro quella persona e io non ho il sospetto, perché noi sospettiamo di tutti, abbiamo questo magone, no? E poi alla fine arriviamo a non concludere niente. C'è un'altra cosa poi, che abbiamo avuto ospiti a proposito del Mose, quindi ingegneri, gente che non è politica, hanno chiesto conto di come viene fatta questa opera da un punto di vista tecnico, non sono riusciti a sapere nulla, è tutto segretato, perché è un'opera fantastica. Quando hanno preso questo modello del Mose, per quello che l'hanno mandato in Francia, e l'hanno fatto collaudare dall'unica vera centrale dove possono capire se questo Mose funziona o non funziona, ha detto attenzione, c'è un problema di risonanza, cioè vuol dire che in presenza di determinate onde questo va in oscillazione e si scardina, cose di questo genere, e stiamo arrivando alla fine con 5 miliardi e mezzo, e forse saranno di più, perché il problema, quando sarà finito quel Mose lì che vediamo, tutte quelle costruzioni laterali dovranno essere demolite e ci vorrà almeno 800 milioni per demolirle, perché le hanno fatte non si capisce, e peraltro sarebbero utili, se fossero state fatte in un altro posto, per eventualmente replicare, perché sono degli stampi che potrebbero essere utili in altre circostanze, e invece vengono demoliti e abbandonati, ed ha un costo quello, quindi superiamo i 6 miliardi. E abbiamo scoperto che c'erano almeno 4 progetti che costavano dai 600 milioni a 1,2 miliardi. Non solo, ma se fermiamo il Mose adesso siamo in grado di fare l'altro progetto che non è a rischio risonanza, risparmiamo i soldi e facciamo un Mose definitivo che si autoregola. Noi abbiamo un Mose che viene gestito dal computer. Il giorno che abbiamo un bug, no? Si ferma il mondo. Abbiamo un Mose invece che meccanicamente si autoregola. E c'erano non hanno preso neanche in considerazione la proposta, il progetto, non è stato preso in considerazione. Almeno mettetelo a confronto. Quando ve lo siete confrontati, dice guardi, lei ha sbagliato tutto,
non accettiamo il suo progetto, accettiamo quest'altro. Non Ma li hanno fatti invece nemmeno questo non è parlare a stato Roma. fatto. Prego, Sì, Napoli, allora poi finisco di dire quello che Ho stavo risposto dicendo. giusto? Sì. Ma in effetti questa cosa del collaudo e questa cosa dell'opera è l'opera unica, no? Che dà luogo all'idea dell'unico assegnazione che va in assegnazione diretta, perché pare che sul mercato non ci fossero concorrenti, no? Certo, Dovrebbe essere c'erano questa la concorrenti. logica. Allora, domenica accompagnavo al mare mia mamma e leggevo il giornale e il titolo del giornale era: il Consorzio Venezia Nuova paga un restauro a una basilica di Firenze. Convento di Toscana. Suore. E io l'ho letto così a voce d'alta, eravamo in macchina e la mia mamma dice: oh che bravi. Allora io, questo era l'impatto, no? Ho letto tutta, adesso mi attirerò l'odio di tutti i clericali in Padova, però è semplicemente, non è per dire dell'abbazia, è semplicemente il senso che nemmeno la priora, che era questa Suor Michela, che cosa fa? Scrive una lettera al presidente del consorzio dicendo: l'ingegnere di Roma che è addetto al collaudo dell'opera mi ha detto di scriverle per farmi dare un contributo di 300.000 euro. Dopodiché questi 300.000 euro vengono dati e chi è che è il responsabile del restauro dell'opera? L'ingegnere di Roma che deve collaudare il Mose. Allora, che cosa capiamo da questa cosa? In primo luogo capiamo che io non credo che la suora, la priora, in quel caso intendesse chiedere una tangente. È stata utilizzata in modo improprio perché, viva Dio, se bisogna chiedere un contributo per restaurare un'opera che ne ha bisogno, non si va a chiederlo a un consorzio che deve fare un'opera che si chiama Mose, ma non c'è questa sensibilità. E chiaramente che cosa si intravede dietro questa storia? Si intravede la necessità di andare a pagare ulteriormente un altro collaudatore. Ma io mi chiedo, ma se tutti i collaudatori li abbiamo dovuti, tra virgolette, tangentare, ma che garanzia di sicurezza abbiamo sull'effettiva qualità dell'opera? E qui vengo con quello che diceva il professore, perché non si sa nemmeno se funziona questa opera, giusto? È questo anche il problema che riguarda i cittadini. È un grosso problema, sai. Esatto, è un grossissimo problema, perché se li paghiamo tutti vuol dire che l'opera non Ho funziona. detto che si taceva, Moro. No, infatti mi sono ricordato. Faccio così, vado in pubblicità, poi vengo da voi tra poco.